Matteo Cesari, 22 anni. Fabrizio Cerrone, 34 anni. Da quando ero piccolo sono sempre orientato sul lato imprenditoriale. Diciamo che ho avuto la possibilità di creare la mia azienda, sviluppare i miei progetti senza mai preoccuparmi di dove, come e soprattutto quanto. Da quando ero piccolo mi sono sempre orientato sul lato concorrenziale. Diciamo che non ho mai avuto la possibilità di creare una mia azienda e di sviluppare i miei pezzotti. Come ad esempio il pezzotto Super Santos, il mitico Super Sandro. Al momento vivo a Roma, però sono un po' una trottola. Posso stare a Roma come posso stare a New York, a Miami, a Los Angeles. Al momento vivo a Pianura, ma sono un po' una trottola. Posso stare a Volla, posso stare a Polena Trocce, a Milano, e vado pure a Piazza Carlo Terz. Dipende se passano i mezzi. Weekend lungo, prendo l'aereo, me ne vado a casa mia a Boston. Weekend lungo, mi piglio un pullman e mi vado a fare una camminata dentro un bosco. Un bosco di Capimonte. Tanto per trasì in pava. Sono un grande appassionato d'aerei, sicuramente volare è la mia più grande passione. Sono un grande appassionato di treni, metropolitani, circumvesuviano, Pullman. Il voto se a Gengo Pomer, piglio pure la funicolare. Sicuramente camminare a piedi è una delle mie più grandi passioni. Infatti non tengo manca la patente. Quando sto a Roma frequento solo un certo tipo di locali, non vado in posti trash. Quando sto a Volla frequento solo un certo tipo di locali, soprattutto quelli dove conosco qualcuno e quindi saccio che qualche passo ci esce. Raramente in discoteca, che ormai è diventato veramente un ambiente un po' squallido. Raramente vado in discoteca, è perché oramai è diventata una tarantella. 20-30 euro l'entrata senza consumazione. Ma che sanno chiavato in capo? O turrone? Per quanto riguarda le feste, molte volte le organizzo io stesso. Per quanto riguarda le feste, certe volte cerco di organizzarle io stesso, però alla fine vengono sempre uccesse. Quelle in terrazza, quelle al tramonto che vedi tutta Roma. Quelle fuori al balcone, quelle senza tramonto, quelle dove si vede tutto il campo. La Bascia per esempio sta in un campo di patana, però accanto si vede manco un cazzo. Diciamo cose sul mio stampo, raffinate Diciamo cose sul mio stampo, pezzottate. e ovviamente sempre con i soliti sbocci perché magari ti parte la scimmia e dici sai che c'è, fammi prendere questi 2 o 3 dompe. Ovviamente sempre con i soliti cuozzi. E perché a me poi bello e buono me ne scigna in capo, mannaggia net. Ma mi rapa proprio 2-3 sorsette. Sono titolare di tutte le mie carte credito, quindi alla fine posso spendere quello che voglio. Sono titolare della mia carta dell'MD e quindi alla fine sparagno quando voglio. 4, tutta American Express, Ne tengati 4, tutto quanto cess. di diverso colore, dalla platino a quella oro, magari per le serate un po' più low key. E di diverso colore. Dalla social card che è giallo come un cinese e se va a pigliare 40 euro in merda ogni mese. Abbonamento per i mezzi pubblici che è blu e ti fa pigliare tutti i mezzi che vuoi tu. A scheda blu scuro e l'Eurobet, a cussiare un menico ti una bullette. E alla fine una grande tessera sanitaria celeste, perché quando stai un poco a peste, che ti fa male a capo, perché i soldi sono pochi, vai alla farmacia e ti accatti un bell'occhi. Al momento non sono fidanzato, felicemente single, spazio, diverto e basta. Sono felicemente sposato e spero che mia moglie non mi chieda il mio divorzio, perché se mi chiede gli alimenti ci posso solamente a roba LMD. E basta. Matteo Cesari in 3 parole, formale, spendaccione, divertente. Fabrizio Cerrone in 3 parole, normale, sparagnatore e effervescente. E perché mi bevo talmente che la Coca-Cola pazzotta che quando vado a fu pipì mi escono i bollicine.